Questa sera presentiamo il libro di Domenico Columbo, qui accanto a me, che è di Sorrento? Sorrento. E il titolo è Sentieri di Luna, e questa è la copertina. Ha un sottotitolo, il questo e il quello dell'amore, per me parisò, no, non necessariamente, che preannuncia cosa si leggerà nelle pagine del libro. Allora, si tratta di un prosimetro sull'amore, trattato in una maniera molto originale, quasi fosse un saggio, quindi sono intervallate riflessioni, riferimenti letterari e riferimenti anche addirittura biblici. E quindi è un po' diciamo, guardare l'amore sotto il profilo della vita di tutti i giorni, quell'amore che forse dovrebbe far superare tutte le brutture di questo mondo, che sta diventando, nostro malgrado, sempre peggiore, non per le persone come noi, ma per gli altri ovviamente. Allora, a un certo punto nella sinossi, nel retro della copertina, si dice che l'amore è trattato in maniera originale, quasi fosse appunto un saggio, e si dice ecco, è una narrazione non completa. Cosa volevi dire con questa affermazione un po' originale? Devo dire che anche suscita curiosità. Sì, volevo dire che io mi pongo una domanda, essenzialmente se e come si può parlare dell'amore. Uno, per non essere retorici, perché questo è un tempo in cui si sputa sull'amore, in cui l'amore è declinato secondo la categoria di merce, per cui parlare dell'amore vuol dire innanzitutto parlare degli effetti positivi che ha l'amore su se stessi. Quest'idea che l'amore porta qualcosa e deve portare qualcosa di positivo, che sia anche addirittura quantificabile, per cui si dice che se c'è un problema che aspetti a lasciare, a trovare di meglio, oppure quanto sei felice con come lei. se fosse un vestito, esatto. un vestito, no? Cambi uno e metti uno e l'altro. Al pari di un frigorifero, no? Meglio ancora. Si trattano le persone o una relazione d'amore al pari della merce, secondo la categoria di merce. Tanto è vero che la domanda principale che mi pongo in questo libro è se ha senso ancora parlare di passioni in generale, sebbene io tratti e voglio trattare dell'amore, ma in realtà è un discorso che abbraccia essenzialmente la passione, in un'epoca in cui principalmente alla domanda ha senso e perché no godere e basta. Ecco, quell'interrogativo, perché non godere e basta, mi ha lasciato un po' perplesso. Come si fa a parlare dell'amore senza essere retorici alla maniera dei baci perugini, no? È anche diventato un po' intollerabile dire seguire il cuore, come se l'amore si riducesse semplicemente a questo. Quando abbiamo nella nostra letteratura Dante, Esatto. Petrarca, cioè autori che hanno trattato in una maniera addirittura voglio dire sublime, ma sicuramente molto elegiaca addirittura. Perché l'amore era una cosa che sconquassava, non era una cosa semplice, leggera e semplicemente paradisiaca. Si affronta l'inferno per arrivare al paradiso, quella è l'idea dell'amore nella letteratura. Ecco, allora io mi sono chiesto, parlare dell'amore come se fosse una narrazione saggistica, quindi tentare di capirne i confini in una maniera che sia oggettiva ma che lasci allo stesso tempo lo spazio a uno sconfinamento